Conferenza stampa ieri di presentazione del nuovo presidente e direttore di Agoramundi, che gestisce il corso di laurea in mediazione linguistica presso il Consorzio Universitario di Agrigento. L'ha intervistata Margherita Trupiano. È con gioia che ho accolto questo nuovo incarico, perché è un mondo che effettivamente mi appartiene da sempre. Cercheremo, sono convinta effettivamente di intraprendere questo percorso per due motivi, perché l'Agoramundi, questo corso di laurea, ha due punti di forza importanti: la squadra dei docenti universitari ordinari d'eccellenza e gli sbocchi occupazionali, perché l'Agoramundi, questo corso di laurea, praticamente ha degli sbocchi occupazionali, diciamo, poliedrici. Si può lavorare dopo la triennale ovunque, ovviamente dall'insegnamento previa abilitazione, previa la specialistica e quant'altro, ma negli ospedali, nei tribunali, nel settore privato, nel settore pubblico, nelle pubbliche appunto amministrazioni. Credo che infatti la statistica ci informa che il 90% dei ragazzi da noi laureati hanno già trovato lavoro presso i tirocini laddove hanno svolto appunto lo stage che hanno loro assegnato. Come ti approcci a questo incarico prestigioso? Sempre con molta umiltà. È una cosa che è un aggettivo che mi distingue da sempre. Sono sempre un po' timorosa, emozionata, però su qualcosa io sono sicura, dove qualsiasi cosa io faccio metterò sempre impegno, dedizione e tanta passione.